Benvenuti dalla redazione del TG10 nei titoli degli argomenti che tratteremo in questa edizione del nostro telegiornale. Fuscaldo in lutto per la morte di un operaio di 45 anni che lavorava a Monasterace. L'incidente sul lavoro, l'uomo ha battuto la testa contro un container, inutili soccorsi, i mezzi del cantiere sequestrati dalla procura di Locri. Sostituito questa mattina il gruppo elettrogeno dell'ospedale di Paola, il caso segnalato ieri dal sindaco e dal presidente del Consiglio della città del Tirreno, dopo la vibrata protesta, l'intervento dell'azienda sanitaria. Sebi Romeo, arresto domiciliari rigettato dal Tribunale della Libertà il ricorso presentato dal capogruppo del PD in Consiglio regionale, Romeo coinvolto nell'operazione Libro Nero. Il centro del Vibonese rievoca il passato, turisti e visitatori attratti dalla suggestiva festa medievale in costume, cortei storici, musica e stand enogastronomici. Il Crotone ospita la Sampdoria per il terzo turno di Coppa Italia. Stroppa, ce la siamo meritata. Quest'anno vedo l'ambiente giusto per fare bene. Ancora benvenuti dalla redazione del TG10, dunque in apertura la cronaca con la tragica notizia di un incidente sul lavoro avvenuto a Monasterace, a perdere la vita un operaio di Fuscaldo. L'uomo, 45 anni, è morto sul colpo, il cantiere è stato sequestrato dalla procura di Locri, particolari nel servizio, sentiamo. La procura di Locri ha sequestrato il cantiere e il mezzo a bordo del quale si trovava l'operaio di 45 anni che ha perso la vita in un incidente sul lavoro. L'uomo, dipendente di un'impresa impegnata nell'esecuzione dei lavori nella stazione ferroviaria di Monasterace, si trovava alla guida di un trattore. Secondo quanto si è appreso, nell'effettuare una manovra di retromarcia si è affacciato dall'abitacolo battendo la testa contro un container posizionato a ridosso dei binari. Sul posto il personale del 118, a cui non è rimasto che constatare il decesso. Troppo gravi le lesioni riportate, allertati i carabinieri per le verifiche del caso. La notizia della morte tragica dell'operaio è arrivata a Fuscaldo, il paese dell'uomo, il centro del Tirreno in lutto, un sabato d'estate che nella famiglia del 45enne sarà difficile da dimenticare. E adesso la sanità con le questioni relative agli ospedali del Tirreno, cominciando da Paola. Ieri l'emergenza con il guasto al generatore di corrente, che il gruppo elettrogeno che è stato sostituito poi questa mattina. Il caso è stato segnalato, ricordiamo, dai cittadini, al sindaco, al presidente del Consiglio della città del Tirreno, e dopo questa vibrata protesta c'è stata anche la risposta da parte dell'azienda ospedaliera. Sentiamo. Timori, disagi, polemiche e querele. Il guasto al gruppo elettrogeno in funzione all'ospedale di Paola ha arroventato il clima della sanità del Tirreno Cosentino, già surriscaldato dalle questioni relative allo Iannelli di Cetraro. I cittadini hanno segnalato l'anomalia e il sindaco Perrotta e il presidente del Consiglio di Natale hanno raccolto l'allarme incalzando la direzione sanitaria, che si è difesa sostenendo di aver agito con tempestività per risolvere il problema. Polemiche a parte, ecco la ricostruzione della giornata e l'esito positivo della vicenda. Insieme al sindaco, avvisati da alcuni cittadini, ci siamo recati in ospedale per constatare l'emergenza che i cittadini stessi ci avevano denunciato, e abbiamo avvertito non solo la necessità di confrontarci con la direzione sanitaria, ma abbiamo anche allertato la prefettura, la protezione civile, e siamo stati costretti anche a chiamare i carabinieri, perché obiettivamente era una situazione di emergenza che andava risolta subito, perché senza il gruppo elettrogeno si rischiava l'incolumità dei tanti pazienti che erano ricoverati in quel momento presso l'ospedale. Si è riusciti a reperire un gruppo elettrogeno che è arrivato direttamente dalla Basilicata nella tarda serata. Questa mattina è stato montato, per cui è stata ripristinata la normalità, con il ripristino anche delle attività chirurgiche nell'ospedale di Paola, e abbiamo anche dato mandato ad un legale di presentare alla Procura della Repubblica di Paola, per il tramite dei carabinieri, una denuncia per sapere e quindi per conoscere se ci sono state delle responsabilità in quanto è accaduto. Da Paola a Cetraro, dove si continua a chiedere la riapertura del punto nascita dell'ospedale dopo la protesta, l'assemblea partecipata e la costituzione del comitato dei cittadini. Vediamo. Credo in prima fila qua tante prossime mamme
Cetraro non molla e nonostante il weekend post-ferragostano non si lascia distrarre l'attenzione dei residenti è alta, lo dimostra la presenza nell'assemblea di ieri pomeriggio di tante persone, tra cui molte donne in attesa per le quali il parto è diventato una vera e propria incognita, famiglie che rivendicano il diritto alla salute, che hanno costituito il comitato pro ospedale, chiedono, anzi pretendono, la riapertura del reparto di ostetricia e ginecologia, le cui attività sono attualmente sospese. Il sindaco Angelo Aita, che da giorni ha trasferito il suo ufficio dinanzi al nosocomio per protesta, sit-in permanente, è rimasto lì anche il giorno di Ferragosto, ha comunicato ai cittadini quanto anticipato ieri al nostro TG, e cioè che il commissario ad acta per la sanità in Calabria, Saverio Cotticelli, ha fissato presso la cittadella regionale un incontro il prossimo 28 agosto alle 11 per affrontare e si spera risolvere il problema. Agli Annelli il punto nascita è privo al momento del primario e delle ostetriche. Per quanto riguarda il dirigente medico, dopo la protesta vibrata del consigliere regionale Giuseppe Aieta, l'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, la vigilia di Ferragosto, ha nominato il primario, ma viste le vacanze, dall'atto burocratico all'insediamento, quanto tempo passerà? Cetraro non può né vuole aspettare. Il malcontento e le contestazioni di questi caldissimi giorni d'estate hanno l'obiettivo di vigilare e accelerare l'iter di una burocrazia lenta. Il tempo può salvare la vita, lo sanno bene i sanitari, ma anche le donne incinte, per le quali quello che dovrebbe essere un lieto evento si è trasformato in paura per se stesse, per i nascituri, per i futuri papà, i nonni, intere famiglie sospese, come il reparto che si chiede di far tornare alla normalità. Altra vicenda che riguarda Sebi Romeo, il capogruppo del PD in Consiglio regionale, che resta ai domiciliari, è stato rigettato dal Tribunale Libertà il ricorso presentato dai suoi legali. Romeo è coinvolto, ricordiamo, nell'operazione Libro Nero. Arresti domiciliari confermati per il capogruppo del PD in Consiglio regionale Sebi Romeo, raggiunto una misura cautelare nell'ambito dell'inchiesta Libro Nero. Il Tribunale del riesame ha registrato l'istanza presentata da Romeo e dal maresciallo della Guardia di Finanza in servizio alla Procura Generale Francesco Romeo. Non hanno convinto i magistrati le tesi difensive esposte agli avvocati dei due indagati nel corso della lunga udienza tenutasi nei giorni scorsi. Sono state ritenute legittime le intercettazioni captate tramite il Trojan installato nel telefono del capogruppo PD, mezzo di ricerca della prova che per i legali dei due non sarebbe utilizzabile per indagini che non afferiscono direttamente a contesti di tipo mafioso. Sebi Romeo e il sottufficiale della Guardia di Finanza devono rispondere ad un tentativo di corruzione consistente nella promessa di un'assunzione di una persona segnalata dal maresciallo in cambio di notizie riservate sulle indagini che il militare avrebbe potuto fornire sfruttando la propria posizione. Una tesi che gli indagati hanno respinto con forza nel loro interrogatorio di garanzia, ma con modalità differenti. Sebi Romeo ha affermato di non ricordare di aver incontrato il maresciallo della Guardia di Finanza. Quest'ultimo, invece, pur ricordando un incontro, ha negato con decisione di aver mai fornito notizie coperte da segreto. Adesso altre notizie, altri fatti di cronaca nei nostri 100 secondi, vediamo. 6 persone, 5 adulti e un bambino che si trovavano a bordo di una barca in avaria nel canale degli Stombi sono state soccorse dall'equipaggio di una motovedetta del reparto operativo aeronavale di Vibo Valentia della Guardia di Finanza. Il personale ha intercettato la richiesta di soccorso inoltrata dai diportisti in difficoltà e ha provveduto a disincagliare l'imbarcazione, conducendo poi il natante nei laghi di Sibari. Nessuna delle persone che erano a bordo dell'imbarcazione ha riportato conseguenze. Incidente stradale questa mattina sulla SS 106 a Badolato nel Catanzarese. Lo scontro tra un'auto e una moto, ad avere la peggio il Centauro trasportato in ospedale, non è in pericolo di vita. Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi, necessario l'intervento dei carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, disagi alla circolazione. Atto vandalico a Cutro nel Crotonese, distrutti i giochi della villa comunale. Il sindaco Salvatore Di Buono ha presentato una denuncia ai carabinieri chiedendo che vengano avviate indagini per identificare i responsabili del danneggiamento attraverso le immagini riprese dalle telecamere del sistema di videosorveglianza.
Cumuli di rifiuti in strada a Cariati, interviene il Codacons e denuncia spettacolo vergognoso per quella che è conosciuta come una delle perle dello Ionio calabrese. L'associazione dei consumatori chiede un immediato intervento di bonifica per scongiurare l'emergenza. In caso contrario presenterà, fa sapere, una denuncia in procura. Adesso andiamo ad Arena, nel Vibonese, il centro che rievoca il passato, turisti, visitatori attratti dalla suggestiva festa medievale in costume, cortei storici, musica e naturalmente stand enogastronomici. Come in un gioco della macchina del tempo, Arena si è catapultata nel suo glorioso passato, facendo rivivere il suo borgo medievale e riportandola così al tempo in cui la valle del Mare Potamo segnava la forza territoriale dello Stato di Arena, che a quell'epoca raggiunse l'acme della potenza sin da essere elevata a marchesato, feudo per eccellenza istituito dal conte Ruggero, che non a caso insediò alla guida un suo figlio, facendovi costruire un castello avamposto della difesa di Mileto e presidio fra i territori dei due mari. Riportare il centro al suo glorioso passato è uno dei progetti caratterizzanti l'attuale amministrazione comunale, che da qualche anno ha organizzato una manifestazione che anche quest'anno ha richiamato grandissima partecipazione di pubblico, che ha assistito a cortei storici, spettacoli di musica storica, stand gastronomici con menù medievali, mercatini medievali, esibizioni di sbandieratori, musici, militi, sputafuoco e giocolieri ed ancora laboratori di arceria ed esposizione di armamenti medievali. Il salto nel tempo è stato sancito con la partenza del corteo storico formato da oltre un centinaio di figuranti, con alla testa la castellana, giovane donna arenese che è stata per l'occasione scelta da una giuria. A quel punto della centralissima piazza, dispiegandosi tra le viuzze del centro storico, il corteo ha raggiunto lo storico castello normanno per poi tornare nella piazza, scenario e palcoscenico della festa medievale che sino a notte fonda ha coinvolto i presenti in un salto indietro nel tempo di quasi 1000 anni, in un contesto di grande suggestione. Ogni anno che passa la Castellana prende piede con tanta partecipazione e una bella organizzazione. Ecco, ci eravamo dati proprio questo obiettivo, quello di renderla un appuntamento fisso dell'estate vibonese. Lavoriamo per quello e quindi sono veramente felice per la partecipazione e per la buona riuscita della manifestazione. A questo punto si istituzionalizza questa Castellana? Sì, senz'altro, anche perché ho constatato che ci sono dei risvolti positivi per il territorio attraverso questa iniziativa che non è fine a se stessa e quindi continueremo sempre di più a dare attenzione verso questo tipo di manifestazioni. Dai giochi storici al gioco più amato agli italiani, il calcio, bravo e fortunato il Crotone, bravo a superare il turno in Coppa Italia con l'Arezzo, fortunato nel trovare all'uscita per problemi del Ferraris di Genova la Sampdoria, squadra blasonata che avrà sicuramente una grande attrattiva sul pubblico pitagorico per una serata che si preannuncia spettacolare. Ed è importante anche per la squadra di Stroppa che fa passi avanti verso l'inizio del campionato, che inizierà proprio con il derby con il Cosenza di sabato prossimo, 7 giorni mancano a questa sfida e una serata importante per tutta Crotone. Sentiamo. La rocambolesca vittoria con l'Arezzo ha regalato al Crotone un'occasione d'oro per testare la condizione e proseguire il percorso di crescita in vista del campionato, ma giocare con la Sampdoria all'uscita, circostanza favorita dall'indisponibilità del Ferraris di Genova, è anche una bella soddisfazione per i tifosi pitagorici che per una domenica riviveranno le emozioni provate da 2 stagioni nella massima serie. Per quanto riguarda la nostra forma, aggiungiamo un'altra settimana di lavoro e, cosa importante, aggiungiamo un'altra partita importante ed è un percorso che non ce lo siamo guadagnati, nel senso che se avessimo fatto amichevoli non saremmo arrivati così pronti in questo periodo. È una partita importantissima, ci teniamo a passare il turno. Chiaramente giochiamo per vincere con il rispetto dell'avversario che andiamo ad affrontare e sono contento, come ho detto domenica dopo la partita, di fare un'altra partita vera, che il risultato conta. L'anno scorso la squadra ha fatto qualcosa di importante e probabilmente mantenendo gli stessi uomini e aggiungendo qualcosa probabilmente ci si sta accorgendo che si può fare un campionato da protagonisti. Questa atmosfera l'avvertiamo tutti ed è una bellissima atmosfera e non l'avvertivo l'anno scorso all'inizio.
Con il terzo turno di Coppa Italia alle porte, la squadra di Stroppa ha lavorato anche a Ferragosto. In campo si fanno progressi e sul mercato si cercano gli elementi giusti per completare un organico già competitivo. L'arrivo di Mazzotta, che sarà ufficializzato nella prossima settimana, ha potenziato il reparto difensivo. Il sogno di riportare Falcinelli rossoblù è ancora vivo. C'è da battere la concorrenza del Frosinone, che come il Crotone però spera in una compartecipazione del Bologna nel livellare un ingaggio elevato per gli standard della Serie B. Chiudiamo con la poesia, con il libro L'anima con la penna in mano di Mario Pino Toscano, pagine che riflettono sentimenti e amore per la propria terra. Si chiama L'anima con la penna in mano, è un libro di poesie scritto da Mario Pino Toscano, un libro che è il riflesso di sentimenti tanti e diversi, presentato in Italia, a Torino in particolare, al Salone del Libro. Ecco, è un libro che riflette quello che sono valori universali. Sì, esattamente. Poi il titolo, L'anima con la penna in mano, è appunto la poesia che deve raggiungere l'anima. E un poeta è soddisfatto quando dall'altra parte il verso arriva. E questo verso l'ho voluto esprimere, appunto, come dicevi, nei miei primi sentimenti, ma poi per tutto quello che gira intorno a me. E anche per un bel ricordo, infatti l'ultima parte del libro ricalca moltissimo i ricordi della mia terra. Ci sono poesie che dedico proprio a Rossano praticamente. Come riesce la poesia a raccontare la città bizantina? Almeno per quanto mi riguarda cerco di andare nei particolari. Ecco, c'è una poesia, per esempio, I miei tetti, che racconta un po' questi tetti di Rossano particolari, che hanno visto tutta la storia, da quando c'era tanta miseria pure, oggi si sta molto meglio, però questi tetti sono stati testimoni di tutta la storia bizantina di Rossano. Può aiutare la poesia a risollevare le sorti di centri storici abbandonati? Penso proprio di sì, perché è un messaggio universale, ma un messaggio che arriva diretto e arriva dappertutto, quindi sicuramente accelera questo processo e ce lo auguriamo tutti quanti, specialmente tanti scrittori rossanesi dovrebbero farne proprio tanto uso per far arrivare anche la gente in questi posti e per farli ritornare. C'è una bella poesia, almeno così mi dicono, che io ho chiamato La storia di Rossano, che appunto traccia tutto un percorso di quando questi paesi erano ricchi di storia e di gente ed oggi sembrano dei paesi addormentati. Speriamo che ci sia un bel risveglio. Dopo una breve pausa il ritorno del caldo, ma a quanto pare senza picchi straordinari, sentiamo tutti i particolari con gli esperti di Meteo in Calabria. Si prospetta un fine settimana all'insegna del bel tempo e temperature in rialzo, salvo locali disturbi pomeridiani sui monti. Nelle prossime ore inizierà una nuova rimonta dell'anticiclone africano che si concretizzerà nella giornata di lunedì e che favorirà una fase di tempo stabile e con temperature al di sopra delle medie stagionali di alcuni gradi. Domenica cielo sereno ovunque, nel corso della giornata aumento della nuvolosità sui rilievi senza fenomeni di rilievo, temperature in ulteriore leggero rialzo. Domenica mari poco mossi, con venti che spireranno deboli occidentali sul Mar Tirreno e deboli settentrionali sul Mar Ionio. Per ulteriori dettagli potete consultare il sito web www.meteoincalabria.com o la pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci.